David aveva appena passato la spicce che vegnin qui in tre zibà, il famei di Meribal, con un par di musti amas di 200 pans, 100 traps di uve passe, 100 pommis di stagione e une bufole di vin. Il re domandò a Zibà, «C'è a stu di fa di queste robe?» E Zibà rispondè, «I mus servisaran alla femme del re per la montade, il pan e gli spomis per spese dai fameis, e il vin al podarà stai ben di bevi, a di che il cal sarà scanat vie pal desert». Il re domandò, «La esali il fidel tuo paron?» E Zibai disse al re, «Alle restata a Gerusalemme, perché l'ha pensato, ue la chiesa di Israele mi tornerà il ream di mio pari». Allora il re gli disse a Zibà, «Duce calame Ribal alle to». Disse al Zibà, «Io mi butti partiere, co puoi di essi degni dal tuo bon volè, re mio paron». Quando David arrivava a Curim, al saltafur un uomo da stesse giernassi e de famè di Saul. Alveve non Simei, fi di Ghere, e al vinive in denant maludinta plene bocce. I traeve clascia a David e a tutti i graduati di David. E sì che tutte le troppe e tutti i miei soms aieri intorno al re, a drete e a ciampe. Vece cal diceve Simei biel maludint. Vatint, che non tu daras mai avon de sang, pou di bon che tu sei sun. Il Signore l'ha fatto colà per sore di te tutti il sang de chiese di Saul che tu gli has robati il ream. E come il Signore alla tornata a metti il ream te smas di to fia salon. Vi ho distumo come c'è malamente che tu ti sei ridugiut, tu che tu ti pasci nome di sang. Abisai, figlio di Zeruia, e disse al re, «Vino proprio di lasciare che stian crepata al maludissi il regno paron. Lasciami fa un salto a cioncià il chiaf». Ma il re gli rispondè, «C'è da fasa o io con vuatris, figli di Zeruia. Sal maludisce se il Signore gli ha ordinato, maludis David, cui puoi al dì, perché può fastu quel tant?» David gli disse a Abisai e a tutti i graduati, «Vi odesomo, il fica lei Gesù das mes visaris al trate di copami, ale ben più dirit che sbeniaminit. Lasciai l'un maludì, se il Signore l'ha ordinato. Salacori il Signor alvarà compassione de me tribulazione e mi tornerà il ben in pen de sua maludizione di voi». Davide e i suoi oms all'erin in denan per loro strade. Simei stava su lor de mont, a dred di lui, e intanto al chiaminave al maludive che c'è, al tirave clash e al buttave tiere. Il re e tutto il popolo che lo accompagnava arrivarono in strax madurs ad or dal Giordan e lì a tornare in Atiapaflat. A Salon all'entrare in Gerusalemme con tutti gli uomini di Israele e Achitofel all'ere con lui. Quando Cusai l'Alchit, amico di David, arriva ad ogni di a Salon, Cusai gli disse a Salon, vive il re, e a Salon gli disse a Cusai, «Esel dut chi la fiet che tu aspal to a mi, percepono se stulata in tu col to a mi». Cusai rispondè a Salon, «Mai vie po, che il Signore che ste int e tutti gli uomini di Israele han scelzut, io o vuoi sta con lui. Paratri, con custoio, non stoio con Sofì, come qua hai servito pari, così o fasarai con te». Allora a Salon gli disse a Achitofel, «Con se hai si fra di vuatis, c'è vino di fa». Achitofel rispondè a Salon, «Vades concubinis di topari, che li sa lasciati satigni di voli il palaccio. Tutti Israele al vignarà savei che tu le has finite con topari, e che son con te a ti apparan più spirit». Allora i faserin su ne tende a Salon, sulla terrace, e a Salon aleculis concubinis di sopari, sotto i voi di tutti Israele.
Il consei caldave a Chitofel, a ieri in che volte tanche une voce venude di Dio, tanta li era stimat, sedi par David, sedi par Assalom, ogni consei di Achitofel.